Buongiorno a tutti amici. Anche oggi un'altra bellissima pioggia che ci accompagna nelle prime ore del mattino. Poi magari si sistema e cambia tutto. Sempre caldo da morire, nudi. Sono le 7 del mattino, io sto sveglio dalle 6. Sto editando. Sto montando un video carino che avrete già visto a questo punto. Video di Bangkok. Città pazzesca, bellissima, mi è piaciuta da morire. Che clima ragazzi, acquazzoni tremendi con 30 gradi, 32, 34. Poi dopo un po' durano pochissimo, magari 20 minuti smette, esce il sole, poi di nuovo acquazzoni. Questa è la fine, come vi ho già detto, del periodo dei monsoni, è la fine del loro inverno praticamente. Temperature sempre uguali ma piove e tra un po' arriva l'estate. E anche tutto il turismo per Natale. Tra un po' sarà strapieno di gente per Natale e Capodanno e poi di nuovo si va in un periodo molto tranquillo dove anche i prezzi calano e infatti noi abbiamo preso questa stanza per un periodo sino dopo Capodanno e poi dopo Capodanno la lasceremo e potremo riaffittare da altre parti magari case a prezzi come una stanza. Comunque dovevamo andare a mangiare io e Dado e non sappiamo se uscire o mangiare qui visto che sta diluviando. (100% arance). Lo stavo per dire io. Questo è buonissimo. Sì. Ha quasi smesso di piovere, guardate. E adesso, come ogni mattina, mezz'oretta di nuoto. Sarà dura, ma ce la faremo anche oggi. Beh, mezz'oretta di nuoto fatta alla grande anche oggi. Bello, un po' di lavoro, poi una nuotata, doccia e adesso vado a comprare un po' di cosette che ci mancano. La spremuta d'arancia che è squisita, in bottiglia 100% spremuta, è fantastica. Se la trovassi anche altrove la comprerei sempre. E poi altre cosette per colazione. Guardate se avessimo una casa con cucina, ma più avanti magari lasceremo questa stanza e ci prenderemo una casetta con cucina. Appena finisce la stagione alta, cioè Capodanno, i prezzi calano e così possiamo comprare un po' e fare cucinare anche un po' noi. Qua si trova veramente di tutto. Sicuramente tempi addietro qua rubavano molto, infatti all'uscita dalla cassa c'è una ragazza che controlla gli scontrini e ciò che sia nel carrello e poi ti approva lo scontrino, se no non ti fa uscire. Vedete? Un altro po' di spesa fatta, si rientra alla camera, prendiamo Rita e Dado e andiamo a mangiarci qualcosa per pranzo. Mezzogiorno e mezzo si va a pranzo, oggi ci riposiamo di pomeriggio, siamo da una parte all'altra da 20 giorni. Adesso solito pranzetto qua vicino e poi mezz'oretta di sonno non me la toglie nessuno. Anche perché stasera c'è un bellissimo night market che dobbiamo andare a vedere. C'è solo nei weekend, oggi è infatti sabato. C'è veramente caldissimo oggi, veramente.
Oggi siamo venuti in scooter in un posto che abbiamo visto nei giorni passati, mi piace molto. Ma prima di parlare del pranzo vi parlo di un'altra cosa. Guardate come funziona il discorso carburante. Tutti i chioschi, tutti i ristoranti, i baretti in strada vendono benzina. Se uno rimane a piedi c'è la benzina in bottiglia e rifornisci dove vuoi. Comunque oggi ci troviamo a Kopenhaus, molto molto bello, la giungla di fronte. Stiamo da Dio ragazzi anche oggi qua, guardate che posto. Rita, bello Oggi stupendo, pranziamo qui. E va bene, ci sediamo qua ragazzi, diciamo che non è male davvero il panorama. Peccato che il tavolo più bello è occupato, però diciamo che... Però guardate che prezzi anche qui. Che bel fresco qua in alto, è una terrazza stupenda. E quanto mangiamo bene qui e stiamo bene. Mi corico qua stesso, ci sono delle poltrone. Ah, ma che tutto. Io ho trovato il piatto della perfezione. Questo mi ispira molto. E poi oppure il dolce qua. Questo sembra davvero spezzatino con patate. Comunque la giungla qua è stupenda. Speriamo che la lascino. Sì. Stanno espandendo. Stanno espandendo molto. Primo piatto per la Rita. Abbiamo una brodaglia con carne e verdure. Con carne e verdure. No, sicuramente è buono. Buon appetito Rita. E poi oggi per la prima volta assaggiamo anche il cocco. Vediamo questo cocchino com'è. Cocchigno. Lo volevo vedere aperto. Boh, vabbè, lo assaggiamo. Lo assaggiamo senza vederlo aperto. Buonissimo ovviamente. Vai, tira. Non so come descriverlo, però non è così male. Meno male che non gli piaceva il cocco, alla fine se lo beve tutto lui. È tremendo. Coconut. Questo è il pranzo di Dato. Patate, carne, brodino e riso. Grazie. Finiamo sempre con del brodino. Questo è per me. Cipolle, patate, carne e riso. Grazie. Uguale al mio. Uguale, identico. Buon appetito. Buon appetito. E dopo il pranzo è consuetudine ormai fare il pisolino Italia ha messo a disposizione le poltrone. per i poltroni. Super mangiata, ha pagato circa 15 euro in 3. Adesso si rientra in camera e se esce un po' di sole ce lo prendiamo anche in piscina. Già. Comunque 2 minuti di scooter e siamo di nuovo a casa e siccome c'è il sole ci sdraiamo un po' in piscina. Bello. Quindi Rita ci sdraiamo un po' al sole. Sì. Ce n'è? Ah, sì, è un po' velato, però sì. Si sta bene? Sì, si sta benissimo. Ci proviamo Rita. Pomeriggio in piscina, non c'è un granché sole, ma ci beviamo una birretta ghiacciata con Rita, una birretta thailandese, la Chang. La Chang, Sì, proviamo, io non sì. l'ho ancora assaggiata. Ah no? Oh sì. Sì, forse è quella che abbiamo Sì, l'altro giorno era con una la Chang. pizza. Vabbè, comunque è buonissimo. Buonissimo. Come vi ho già detto il vino è un po' caro, ma la birra come ovunque, non costa niente, la fanno qua. È nuvoloso ma c'è sempre caldissimo, molto. Vabbè Rita, grazie per la birretta Prego, non c'è di che, a dopo. e ci vediamo dopo. Si esce ragazzi, oggi night market, nuovo, che non abbiamo ancora visto. Deve essere pieno di gente, dalle 5 alle 10 se non sbaglio. Sono le 6:20. Eccolo, Aranza pronto. andiamo. Ma non avevo capito che di qua ad aspettare. Sì, già gliel'ho detto io. Andiamo. Ciao belli!
siamo arrivati nel night market di Koh Phangan. È aperto dalle 5 alle 10, Mirko. Dalle 5 Questo alle 10. solo il weekend o solo il sabato? Solo il sabato. Quindi solo oggi. Questa l'hai mai vista in vita tua? No, bellissima, questa è uva. Sembra Sì. uva. Sì, è uva, uva. Grape. Mai Questa vista. ha assaggiato il Sì, quello Dragon lato fruit. buonissimo. Dragon fruit. Mai vista l'uva. Cos'è? Una Una pera? Ah, è la guava. Sembra tipo melocotone. La guava. Che sapore ha di guava? È quello lì che c'è il succo a casa? Ah, Succo verde. Quello succo verde. È la verde. loro pera. Ah, ice cream. Questa mi ispira. Che cosa? Questa robettina qua. Vado a letto ispirato. Questo ho mai visto, ragazzi, guardate che è grande. Thank you. Adesso me lo sono preso anch'io, un piattino di noodles a 35 baht. A 35 baht, assurdo. Quant'è 35 baht? 100 sono 2,70 1 euro adesso. Neanche un euro. Rita, tipo un arancino aperto. Con riso, verdure e carne forse anche. O fagioli, un po' di tutto. Ti sei innamorato della Thailandia. Stiamo facendo una passeggiata con Dado, abbiamo salutato Mirko, siamo rientrati in camera, anzi Rita, io e Dado camminiamo perché la glicemia è alta, ma senza aver mangiato niente di che. Comunque sto inquadrando questo perché questa è una scuola internazionale, sarebbe bellissima qui sicuramente un paio di mesi e Davide parlerebbe inglese, parlano sicuramente solo inglese tutti i bambini iscritti e quindi sarebbe costretto, sarebbe una bellissima soluzione. È che lui ha già la sua scuola, quindi ha già le sue ore, è impossibile, dovrebbe iscriversi qui, ma dovremmo rimanere qui per sempre. E noi non ci vogliamo rimanere per sempre da nessuna parte. È leggerissimo anche questo. Così bruci un po' di zuccheri. Sì. Buongiorno a tutti amici, temperature ottime, c'è sole oggi, 32 gradi non ce li toglie nessuno. Buongiorno, buongiorno. Sono stupendi, questo popolo è stupendo, ho salutato questo signore, si inchina. E ci inchiniamo anche noi. Adesso arriva Mirko e dobbiamo andare in una spiaggia stupenda dove c'è un ristorantino di fronte e ce la godiamo lì oggi. Buongiorno. Andiamo in scooter a casa di Mirko e partiamo da lì. Andiamo. Se no deve fare anche lui un pezzettino in più, un giro in più. E vi è male. Andiamo noi da lui. Oggi c'è un sole assurdo. Ma tra un po' ci abbronziamo anche noi, dovrebbe iniziare a fare belle giornate da ora in poi, sino a Natale, dopo Natale, sta arrivando l'estate. Comunque questa casettina è pazzesca. Vabbè, Mirko sarà pronto, adesso lo chiamo. Questo residence è davvero molto carino, curatissimo, tutto in ordine,
belle piante, in terra vedete sempre pulito, sparrastrellato. Guardate che carina questa zona dove ci si può sedere a mangiare qualcosa. Pronti ragazzi, anche Mirko è dei nostri, andiamo a mangiare e a goderci una spiaggia, poi vedremo come andrà la giornata. Non programmiamo tutto, perché di sera dobbiamo stare direttamente lì, cioè ceniamo lì, quindi potremo stare direttamente lì senza rientrare. Vediamo che voglia abbiamo. Il posto è stupendo, adesso lo filmo per voi. Siamo arrivati 15 minuti di scooter e siamo in un paradiso terrestre. Da quando l'ho visto non vedevo l'ora di ritornarci. E oggi pranziamo qui. Vediamo cosa ci fanno di buono. Ragazzi, il locale è strepitoso, spiaggia idem. Noi pranziamo oggi qua di fronte al mare, in uno di questi tavolini, guardate. No, vabbè, questo posto è davvero super. E poi ragazzi ce la godiamo qui in un'amaca, in spiaggia, oppure addirittura ci sono questi, vedete, questi cuscini, strepitosi. Primo piatto arrivato, green curry e riso. Ed è nuvoloso e queste dronate andrebbero fatte tutte col sole. Sarebbe sicuramente molto più bello, però almeno abbiamo visto come anche questa spiaggia è paradisiaca. Massaggi anche qui in spiaggia, prezzi sempre uguali, 10 euro un'ora di massaggio.
cocco gigante, questo è un cocco ugualmente enorme, altalene dappertutto. Guardate questa casa, amici, in mezzo alla giungla, di fronte al mare. Guarda questa strada, questa casa qua. Bella, eh? Cosa potevamo prenderci se non un cocco, anzi due, tanto sono grandi, c'è tanto liquido, c'è tanto latte di cocco. Comunque questo tavolino non è niente male, eh? Stanno a prendere il nostro cocco, andiamo a filmarlo, andiamo a filmarlo. Ragazzi, dopo il cocco abbiamo conosciuto una dolcissima e ingambissima ragazza, si chiama Roberta. Ciao Roberta. Ciao a voi, sono io tanto grata di aver conosciuto voi. Me lo ricordo il nome, non posso dimenticarlo. Ha 26 anni e viaggia saltuariamente, lavora e viaggia. Adesso è in viaggio per qualche mese e sta visitando la Thailandia, come noi. Ci rincontreremo, ok Roby? Sarà fatto. E mangeremo qualcosa insieme. Tanto grata di questo scambio e niente, siete persone che sentivo di dover incontrare, infatti la vita mi ha regalato questo incontro. Grazie. Ciao! Voi, davvero, voi. Ciao, Bussolotto, ci Va bene, ci rincontreremo con molto piacere, con molto piacere. Segnati il numero, se no non ci incontriamo più. Lo faccio subito. Ciao, anche a te, ci vediamo. Ciao. Rita, Grazie. da questo. Dado si fa il suo spuntino che ne ha bisogno. Io e Rita ci siamo presi, io banana e Rita mango. Cioè, che buoni devono essere, frullati, appena frullati. Mango, L'ho sentito. Mango però è il contrario. Mango è questo e banana è questo. Banana bianca. Sì. Squisito ragazzi, squisito, frullato di frutta fresca. Eccolo qua il paninazzo di Dado. Questa è la merenda. Cheeseburger tremendo. Buono. C'è buio ragazzi, salutiamo questa stupenda spiaggia, ci siamo da stamattina, pranzato, sole, mega panino, latte di cocco, adesso andiamo via. Andiamo ragazzi, si torna alla camera. Bellissima giornata trascorsa al mare, oggi davvero meravigliosa. Tranquilli, cenato, pranzato, spuntinetto, banana. A me piace troppo quelle.
Dritta a mango, troppo buoni. Smoothie si chiama? Frullati, buonissimo. Adesso doccetta e poi andiamo a cena. Devo andare a vedere se fa le cosce di pollo? Vado, vero? Cominciamo a entrare a lavarci. Ok. Doccetta e siamo pronti per cena. Sono le 8. Andiamo a mangiare qua dietro, nel primo chioschetto che troviamo. Domani già lunedì e Davide è di nuovo a scuola. Quindi domani al massimo usciremo io e Rita 2 orette come sempre ad esplorare l'isola. Ho fame, Rita. Io sono pronta. Andiamo. Non mi entro là. Bisogna neanche del tirabuscio. No, perché l'ho comprato apposta. Oggi ci portiamo anche il vino, ragazzi. Tanto ceniamo qua a fianco, guardate. Prendi 2 bicchieri? Bicchieri, sì. Dai, Dado, spegni tutto e andiamo. Alla fine mangiamo in questo dietro casa, così non ci muoviamo. Abbiamo appena conosciuto un ragazzo colombiano che parla italiano. Sebastian, giusto? Giusto? Anche il siciliano parla. Salute, Cici. E finalmente tocca anche a noi. Finalmente, perché è passato un'ora Buon e 14 appetito, sto minuti morendo di da fame. quando Non siamo chiacchieriamo più. Rita, tu niente. Lì aspetta un po'. Cenato, ragazzi, speso 150 baht in 3. 150 baht in 3 sono la bellezza di 4 euro. 4 euro in 3 per cena. Cioè oggi abbiamo speso 1,30 euro a testa per cena. Strano, 1,30 euro a testa. La cena buonissima. La mia era ottima. Abbiamo aspettato un po', però 1,30 euro a testa, assurdo. sono 4,50 euro. Ho speso 4 euro in 3 e ce l'abbiamo qui dietro casa. 3 passi e sono già in camera. Ragazzi, a domani. Domani vi facciamo vedere un'altra spiaggia, speriamo un'altra dronatina. Buonanotte a tutti amici, vi saluto sempre al buio ormai, qua nel viale del tramonto. Ciao. Bellissimi amici, ciao.